Bene, siamo in diretta. Benvenuta Simona Fanzecco, segretaria generale della CGIL di Cagliari. Buonasera Roberto, grazie dell'invito e buonasera a chi ci ascolta e al Manifesto Sardo ovviamente. Bene, possiamo iniziare. Benvenute e benvenuti chiaramente anche a tutti voi e a tutte voi che ascoltate questo confronto in diretta. Vi ricordiamo in diretta da Facebook, dalle pagine social del Manifesto Sardo, dalle pagine social su YouTube del Manifesto Sardo e anche su Twitch. Noi abbiamo organizzato questo confronto come redazione del Manifesto Sardo perché vorremmo portare alla luce le ragioni che hanno portato la più grande organizzazione sociale d'Europa, la CGIL, dal 25 aprile a iniziare la raccolta firme per 4 referendum popolari. Noi del Manifesto Sardo vorremmo dare voce a questo significato, a questo senso politico relativo alle ragioni di questa scelta, attraverso un confronto che si svolgerà ora in diretta streaming dalle pagine social del Manifesto Sardo, YouTube, Facebook e Twitch, con Simona Fanzecco, segretaria generale della CGIL di Cagliari. Pochi giorni fa è uscito il rapporto annuale 2024 dell'Istat, un rapporto annuale che ci racconta come i nuovi poveri sono i lavoratori dipendenti e a più rischio sono i giovani, le donne, le persone straniere. La povertà assoluta ha toccato i massimi degli ultimi 10 anni, anche in relazione ai precedenti rapporti annuali dell'Istat. Questi dati ci raccontano come le nostre istituzioni, non nei prossimi anni, ma domani, non riusciranno più a nascondere il disastro sociale del lavoro precario, il disastro sociale delle persone, delle famiglie emarginate che aumenteranno insieme a nuove forme di povertà. Stiamo scivolando verso il baratro, verso una crisi sociale senza precedenti, con le bollette delle famiglie che triplicano insieme ai beni di prima necessità, con il diritto alla casa negato, con il diritto allo studio negato, con il diritto al lavoro negato da un'inflazione che si è mangiata i redditi delle famiglie. I dati Istat ci raccontano che c'è un piano inclinato sul quale da anni ormai scivola il nostro paese, senza che la politica sia riuscita o abbia voluto trovare un freno, un paracadute rispetto al 2007, da quando la contrazione dei redditi oggi è al 10,8%. Quindi il lavoro in Italia è troppo precario, i salari sono troppo bassi, 3 persone al giorno muoiono lavorando e per realizzare il massimo profitto possibile, appalti, subappalti, finte cooperative, esternalizzazioni di attività sono diventate, come sostiene la CGIL, ma come insomma vediamo tutti i giorni dalla realtà sociale che ci circonda, normali modelli organizzativi di ogni azienda pubblica e privata. Parliamo di di un frutto che raccogliamo oggi di 20 anni di leggi sbagliate e un netto peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle persone che per vivere devono lavorare. E vorrei riallacciarmi proprio da chi ha aperto questa finestra di oltre 20 anni di leggi sbagliate per iniziare il nostro dialogo con la segretaria della Camera del Lavoro di Cagliari. Simona, chi ha aperto questa finestra 20 anni fa? Aspetta che ti accendo il microfono. Ecco, ora hai il microfono acceso. Sì, grazie. Come dici tu Roberto,
ciò che noi vediamo oggi proviene da scelte sbagliate avvenute negli ultimi 20 anni, da politiche sbagliate degli ultimi 20 anni. Sicuramente i governi che si sono succeduti di destra, di sinistra, non hanno messo al centro dell'attenzione quello che è l'articolo 1 della nostra Carta Costituzionale, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. E non a caso le madri e padri costituenti hanno deciso di fondare la Repubblica proprio sul lavoro, un lavoro che deve essere dignitoso, che deve essere sicuro, che deve essere stabile, che deve essere tutelato, perché la precarietà non produce libertà, l'instabilità non produce democrazia nel nostro paese, non produce partecipazione. E proprio per questo la CGIL ha deciso simbolicamente di iniziare la campagna referendaria il 25 di aprile. Il 25 d'aprile è la celebrazione della liberazione dal nazifascismo dell'Italia e quindi rimette al centro il valore dell'antifascismo e soprattutto della resistenza attraverso uno strumento di estrema importanza, referendum abrogativo. Il referendum abrogativo che è uno strumento messo a disposizione dalla Carta Costituzionale, che dà la possibilità al popolo, quindi alle persone, alle cittadine e ai cittadini, di sostenere appunto questi referendum che possono abrogare delle leggi che hanno precarizzato, che sono delle leggi sbagliate per il nostro paese, per quanto riguarda appunto le politiche sul lavoro. Noi siamo partiti da qua, da questo ragionamento dentro la CGIL, proprio per rilanciare anche un tema che è quello della crisi di rappresentanza che sta investendo il nostro paese, quindi riportare l'attenzione sulla necessità di partecipare democraticamente rispetto a delle scelte. E proprio per questo, insomma, il referendum è uno strumento fondamentale. Riportare a partecipare alle persone vuol dire intervenire sulla crisi di rappresentanza che investe i partiti politici, ma investe anche le organizzazioni di rappresentanza. I partiti politici perché le persone sono disaffezionate al voto, perché non si riconoscono in nessuno schieramento politico, perché la politica per questi 20 anni è stata distante rispetto ai bisogni delle persone e il bisogno principale delle persone è quello di lavorare per poter vivere. E quindi le scelte che sono state fatte anche rispetto ai temi da affrontare riguardano innanzitutto il primo quesito referendario, l'articolo 18. L'articolo 18 che insomma nel tempo è stato manomesso. C'è stato un primo intervento anche da parte del governatore Berlusconi che aveva cercato di cancellare l'articolo 18, la CGIL è scesa in piazza, vi ricordo, con 3 milioni di persone al circo massimo, allora segretario generale Sergio Cofferati. Quindi poi il principio anche della disintermediazione, del disconoscimento anche dei corpi intermedi da parte dei governi che si sono succeduti, che ha visto appunto anche l'alternarsi di governi di destra e di sinistra, ha determinato anche politiche che non erano condivise dalle organizzazioni sindacali, in particolar modo dalla CGIL. Quindi con il governo Renzi l'articolo 18 è stato modificato, è stato cancellato e sono state introdotte le cosiddette tutele crescenti, cioè vuol dire che per i lavoratori che sono stati assunti dopo il 7 marzo del 2015 non esiste più nel luogo di lavoro, nelle aziende con più di 15 dipendenti, la tutela reale in caso di licenziamento illegittimo, quindi senza giusta causa, giustificato motivo oggettivo e soggettivo. Quindi è il datore di lavoro che liberamente può licenziare il lavoratore senza l'obbligo poi che il lavoratore sia reintegrato nel luogo di lavoro, ma solo un eventuale risarcimento del danno. Quindi con il referendum abrogativo noi chiediamo che venga cancellato il Jobs Act nella parte che prevede appunto la cancellazione dell'articolo 18. Quindi noi rimettiamo al centro
dentro il cosiddetto articolo 18. L'articolo 18 è un articolo dello Statuto dei lavoratori, la legge 300 del 1970, che qualche giorno fa, il 20 maggio, ha diciamo, celebrato i 54 anni dalla sua nascita. Lo Statuto dei diritti dei lavoratori è uno strumento importantissimo per la tutela dei lavoratori, sia in termini di diritti che di doveri. E quindi anche qua noi dobbiamo cercare di costruire anche attraverso lo strumento del Statuto dei diritti dei lavoratori un allargamento dei diritti. Per esempio, qualche anno fa la CGIL ha presentato una proposta di legge di iniziativa popolare, ha raccolto nel 2016 numerose firme proprio per sostenere una proposta di legge di iniziativa popolare che estendeva i diritti a tutti i lavoratori indipendentemente dalla propria condizione, cioè indipendentemente dal rapporto di lavoro in essere, che fosse subordinato, che fosse atipico, che fosse somministrato, cioè indipendentemente dal tuo lavoro tu hai dei diritti che puoi esercitare. Purtroppo questa proposta di legge è ancora incardinata in Parlamento. Quindi per noi oggi è di fondamentale importanza ripristinare l'articolo 18 perché è giusto che all'interno di uno stesso luogo di lavoro, per esempio, non coesistano lavoratori che abbiano diritti differenti, diritti lavoratori di serie A, lavoratori di serie B, lavoratori che hanno la tutela reale in caso di licenziamento illegittimo e lavoratori che non ce l'hanno quella tutela reale, anche rispetto a forme di ricatto che si potrebbero verificare nei confronti degli uni piuttosto che gli altri, cercando di livellare verso l'alto quelli che sono i diritti dei lavoratori. Bene, grazie per questa risposta che ci dà un quadro di questi 20 anni di leggi sbagliate e di leggi contro le tutele del mondo del lavoro. Come stiamo procedendo con la campagna di raccolta firme? Abbiamo già dei numeri e soprattutto dove si può firmare dai prossimi giorni? No, la Allora, domanda. noi stiamo raggiungendo degli ottimi risultati. A livello nazionale abbiamo raggiunto già 200, abbiamo superato 200.000 firme. L'obiettivo massimo è quello di arrivare a 500.000 firme, che sono, diciamo, quelle necessarie affinché il referendum possano arrivare allo step successivo, cioè quelli di entrare proprio in una campagna elettorale perché poi venga attivata la procedura di voto. Nella procedura di voto naturalmente sono necessarie molte più persone che devono andare a votare, sono 25 milioni le persone che dovranno andare a votare per raggiungere il quorum. Naturalmente è una sfida importantissima per la CGIL e per il paese tutto, perché non c'è stato mai un referendum sul lavoro che abbia portato così tante persone a votare. C'è stato soltanto un referendum nel nostro paese che era quello dell'acqua pubblica, e io credo che è molto importante invece che sui temi del lavoro oggi, con una condizione come quella che descriveva Roberto, di massima precarietà, soprattutto per le tutele, ma anche per il ruolo che il contratto collettivo nazionale di lavoro dovrebbe avere dal punto di vista della protezione normativa, ma anche salariale, rispetto anche ai rinnovi contrattuali, la capacità anche di incrementare i redditi dei lavoratori, cosa che oggi non avviene così come dovrebbe, perché in Italia non abbiamo una legge sulla rappresentanza e quindi purtroppo esistono più di 1.000 contratti nazionali, 300 circa sono quelli firmati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ma gli altri sono contratti che di volta in volta nascono per volontà principalmente di imprese che si inventano un sindacato di comodo e sottoscrivono contratti al ribasso. Non essendoci una legge sulla rappresentanza, il datore di lavoro può scegliere di applicare un contratto firmato da un sindacato come questo.
Quindi nel nostro paese abbiamo la necessità anche di avere una legge sulla rappresentanza e molto presto la CGIL porterà avanti una campagna anche di proposta, di iniziativa popolare proprio per rilanciare l'idea di una legge sulla rappresentanza, proprio perché la situazione non è più sostenibile. Dicevi bene tu, Roberto, in Italia ci sono più di 5 milioni di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà e principalmente oggi chi vive sotto la soglia di povertà sono lavoratori e pensionati, lavoratori che hanno degli stipendi che non gli consentono di vivere dignitosamente. Nella maggior parte dei casi sono part-time involontari, cioè non scelgono liberamente di avere un part-time, ma è funzionale soltanto a delle scelte aziendali per garantirsi flessibilità, per garantire maggiore personale, ma soprattutto quelle forme contrattuali riguardano principalmente i giovani e le donne che devono necessariamente sottoscrivere un contratto part-time perché abbiamo un sistema del welfare che non funziona, che non dà garanzie dal punto di vista degli asili nido, dal punto di vista dei servizi per gli anziani, dal punto di vista di tutto quello che è un sistema di welfare che dovrebbe essere universale, pubblico. E anche qua, se noi abbiamo dei salari che non ci consentono oggi di vivere una vita dignitosa, perché magari sono stagionali, sono precari, sono finte partite IVA, noi avremo una condizione intanto dove il sistema del welfare e della previdenza sarà ancora peggiore di quello che stiamo vivendo oggi, perché non dimentichiamoci che oggi noi paghiamo le pensioni per chi è andato già in pensione, abbiamo un sistema a riparto. Se noi non abbiamo garanzia di avere una retribuzione dignitosa, una continuità, quelle risorse che provengono dal nostro lavoro di oggi non basteranno per pagare le pensioni e immaginiamoci cosa capiterà a noi che andremo anche con un sistema che non è più quello retributivo ma è quello contributivo, con tutti, diciamo, i periodi nei quali non si lavora perché magari abbiamo un contratto a tempo determinato e vuol dire che il nostro sistema anche di welfare che è diciamo finanziato dal gettito fiscale non funzionerà più nonostante i lavoratori dipendenti e pensionati sono gli unici finanziatori di quel sistema perché hanno un prelievo alla fonte, noi non possiamo evadere perché abbiamo il nostro datore di lavoro che alla fonte preleva quello che è il gettito fiscale. Nel nostro paese ci sono più di 100 milioni di evasioni fiscali, quindi a noi rispetto alle norme, ai condoni, rispetto al controllo, noi siamo fortemente attenti a questo fenomeno e vorremmo che si tassassero coloro che oggi non contribuiscono a quel gettito fiscale per creare welfare agli evasori, ma soprattutto a chi ha guadagnato con le rendite finanziarie, immobiliari, extra profitti e vorremmo che ci fosse una tassazione più equa in modo da ridistribuire anche più risorse ai lavoratori e pensionati attraverso un sistema progressivo e più equo. Quindi per questo dobbiamo intervenire anche nei confronti delle tipologie di assunzione dei lavoratori. Noi vogliamo che per i contratti a tempo determinato, che sono diciamo la leva che oggi stanno utilizzando moltissime imprese per incrementare l'occupazione, vogliamo intervenire con le causali, cioè devono essere ripristinate le causali che dicono esattamente per quali ragioni tu puoi assumere un contratto a termine, un lavoratore a termine e non generalizzare rispetto a tutta l'assunzione. Vi faccio un esempio. In Sardegna abbiamo, giusto per rimanere anche nel nostro territorio, abbiamo avuto nel 2023 come incremento del numero di occupazione una percentuale pari al 41,3% dei contratti a tempo determinato, quando i contratti invece a tempo indeterminato sono stati pari al 10,2. Ci rendiamo immediatamente conto che l'occupazione che si sta generando nel paese, nella nostra regione, è precaria e noi non ce lo possiamo permettere anche per non far fuggire i giovani dal nostro paese che per cercare delle opportunità vanno fuori dal nostro paese perché qua non hanno condizioni di certezza rispetto al diritto al lavoro, non hanno condizioni di certezza rispetto alle retribuzioni, ma soprattutto non hanno diritto di certezza rispetto a un benessere che deve essere, che deve essere completo.
Esatto, rispetto proprio al loro progetto di vita, non Certo. c'è, sicurezza sociale, nessun sistema, di protezione sociale. Io penso che infatti, una delle domande che, emergono nel momento in cui, viene presentato il referendum nei banchetti, nelle strade e nelle piazze è, proprio come si fa a dare a tutte le lavoratrici, a tutti i lavoratori, il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo. Proprio la domanda che si pongono le persone all'interno di tutte le dimensioni lavorative della società è: che cosa succede se cancelliamo le norme sui licenziamenti del cosiddetto Jobs Act? Sì, allora intanto vi dico subito che il referendum si possono firmare nelle sedi sindacali della CGIL, quindi in tutte le sedi sindacali, in più ci sono dei banchetti che abbiamo organizzato nella città e anche nei territori, insomma, nelle zone interne del territorio, in tutti i territori della Sardegna, nelle leghe dello SPI, ma si può firmare anche online accedendo nel sito della CGIL nazionale, ma anche a quello della CGIL Sarde e alla CGIL di Cagliari, e lì trovate anche tutti i banchetti. Poi la questione dell'articolo 18 appunto riguarda le aziende con più di 15 dipendenti, e quindi vuol dire che tu in caso di licenziamento illegittimo vieni reintegrato nel luogo di lavoro, quindi un deterrente anche per l'impresa licenziarti, perché se sa che poi quel licenziamento illegittimo ti deve riportare dentro l'impresa, vuol dire che ti deve pagare per tutto il tempo durante il quale tu sei rimasto fuori, e poi il giudice stabilirà che tu devi essere reintegrato. Ma questo noi chiediamo, per esempio, anche nelle aziende con meno di 15 dipendenti, questo è il secondo referendum, noi chiediamo di eliminare il tetto massimo del risarcimento del danno, che oggi è commisurabile a 6, 10, 14 mensilità massimo a seconda della dimensione dell'impresa. E noi diciamo che quel tetto massimo non ci deve essere, ma deve essere stabilito dal giudice qual è il risarcimento, che deve tener conto delle condizioni soggettive rispetto appunto a quel licenziamento. Cioè, se un lavoratore viene licenziato e ha magari 56 anni, piuttosto che 20 anni, sicuramente ha 4 carichi familiari, e magari il ragazzo di 20 anni non ha carichi familiari, certo che il risarcimento del danno deve essere commisurato anche in forma diversa e sarà il giudice a stabilirlo. Quindi non vogliamo più che ci sia il tetto massimo, ma che sia il giudice a stabilire qual è l'entità del risarcimento. Sicuramente è importante reintrodurre l'articolo 18 per le aziende con più di 15 dipendenti, perché è una questione di civiltà nel nostro paese. Cioè, noi non possiamo accettare che un'impresa possa licenziare un dipendente perché magari in quel momento non gli è simpatico, oppure perché magari vuole discriminarlo, perché è uno straniero, perché magari ha un orientamento di genere differente rispetto a quello che il datore di lavoro vorrebbe. Quindi si instaura un meccanismo di discriminazione nei confronti dei lavoratori, che poi che culmina con il licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo oggettivo e soggettivo. Quindi l'articolo 18 nel nostro paese è fondamentale. Tra l'altro, visto che l'abbiamo citato il tema delle tutele, per la CGIL è possibile innalzare le tutele contro i licenziamenti illegittimi per le lavoratrici e per i lavoratori che operano nelle imprese con meno di 15 dipendenti. Cosa accadrà nel momento in cui sarà un giudice a determinare il giusto risarcimento senza alcun limite, appunto? Beh, sarà il giudice, terrà conto di quelle che sono le condizioni in quali si verifica il licenziamento, perché appunto esiste un limite minimo, 2 mensilità e mezzo, e oggi esiste anche il limite massimo. Senza il limite massimo vuol dire che tu puoi stabilire anche un risarcimento del danno altissimo, e quindi crea un deterrente. Cioè, se oggi un'azienda ha i soldi,
può licenziare tranquillamente un lavoratore, magari con le 6 mensilità, il danno che risarcisce non è così oneroso e quindi rischia di licenziare i lavoratori se appunto non sono accondiscendenti rispetto alla volontà imprenditoriale, magari tenendogli sotto ricatto, sotto pressione, magari non rispettando le norme su salute e sicurezza e quindi insomma il lavoratore è costretto ad accettare perché non è che ci sia l'opportunità di avere un altro lavoro. Invece, dando la possibilità al giudice di innalzare il risarcimento, ci sono aziende che potrebbero entrare in sofferenza e in crisi sapendo appunto che quel risarcimento potrebbe compromettere anche la continuità per quell'impresa, in quanto appunto è più oneroso rispetto alle 6 mensilità. Quindi noi vorremmo che appunto il risarcimento del danno stabilito dal giudice fosse un deterrente rispetto ai licenziamenti e per il pieno rispetto di tutte quelle che sono le norme a tutela del lavoro e dei lavoratori. C'è nel senso comune, purtroppo determinato anche dalla politica, la storia del governo, del mercato del lavoro nelle scelte politiche delle ultime maggioranze. Questo senso comune in qualche modo si è insidiato nelle convinzioni sociali, nella difesa dei diritti e in qualche modo oggi come prodotto, come frutto di tutta questa precarietà abbiamo appunto un senso comune che ci racconta che non è possibile cambiare la precarietà nel mondo del lavoro, che se vogliamo crescere, se vogliamo vivere in un paese dell'Occidente neoliberista, dobbiamo sempre di più rinunciare ai diritti, rinunciare alle tutele e parlare solo di risultati e sviluppo. Quindi la mia domanda è appunto come si fa una domanda apparentemente banale, ma come si fa a superare la precarietà dei contratti di lavoro con una scelta politica attraverso una legge? Roberto, non ti sento più. Ah, no, mi senti adesso? Io... Mi senti, Simona? Non ti sento. Aspetta, provo a rimuoverti e a riaggiungerti. Ora mi Roberto? senti, ora mi senti, Simona? Non ti Eh, sento più. prova a scollegarti. Però non mi senti. Aspetta, Ora mi senti, Simona? Ancora un minuto di pazienza. Era la domanda più importante, tra l'altro. Ora proviamo a riaggiungere la segretaria della Camera del Lavoro di Cagliari. Ecco. Ora ti Ora mi sento? Sì. Ok, ok, bene. Come facciamo a eliminare la precarietà nei contratti di lavoro? Okay, allora, io credo, che le logiche di mercato che, insomma, hanno un po' accompagnato le politiche di questi 20 anni, hanno fallito totalmente. Ma, lo dico rispetto ai dati. Tu citavi appunto i dati Istat, ma potremmo anche, analizzare i dati del BES, l'indice di benessere equo sostenibile, che è un indicatore molto importante per il nostro paese perché non tiene conto soltanto dei dati economici. La CGIL insomma ha un'idea molto precisa su quali sono i canali per eliminare la precarietà.
La precarietà si elimina quando si costruisce una società, un modello sociale, un modello di produzione che sia sostenibile, che sia rispettoso dei diritti dei lavoratori, a partire da quello che avviene nella catena degli appalti, per esempio, dove i processi di esternalizzazione, soprattutto nelle pubbliche amministrazioni, in società anche private, che hanno insomma anche proliferato bandi d'appalto a massimo ribasso, hanno determinato comunque una precarizzazione del mondo del lavoro e in più il nascere anche di tante tipologie contrattuali, come per esempio i rapporti di lavoro somministrati, le finte partite IVA, il lavoro a chiamata, che sono tutte tipologie previste dalla normativa sul lavoro, ma che hanno destrutturato il mondo del lavoro e soprattutto hanno reso il lavoro una merce. Quindi questa è una politica completamente sbagliata rispetto poi anche alla stabilità e ha determinato delle condizioni anche molto gravi dal punto di vista sociale, dal punto di vista anche della catena del valore, soprattutto all'interno di quella catena il tema del lavoro è un tema che viene dequalificato continuamente. Quindi bisognerebbe ritornare ad una forma di lavoro che ti dà garanzie, che ti dà prospettiva, che è quella di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, individuando soltanto altre tipologie magari di assunzione rispetto a delle casistiche particolari, come per esempio abbiamo detto sul contratto a tempo determinato. E anche qua, per esempio, noi dobbiamo tener conto del fatto che questa svalorizzazione poi è intervenuta nel mondo del lavoro attraverso la deregolamentazione che ha frammentato completamente il mondo del lavoro e l'ha frammentato anche indebolendo quello che è il livello di contrattazione, il livello di rappresentanza, facendo prevalere sulla collettività quello che è il principio dell'individualismo, cioè quando nello stesso luogo di lavoro coesistono lavoratori che fanno lo stesso lavoro, a cui applicano trattamenti economici e normativi differenti, si è sicuramente più deboli gli uni e gli altri e questo ha fatto gioco ai datori di lavoro, ma anche alle organizzazioni datoriali di rappresentanza, perché anche lì si è indebolito il ruolo del contratto nazionale. Il contratto nazionale, per esempio, molti sono scaduti, non vengono rinnovati e non vengono rinnovati riconoscendo anche quegli aumenti salariali che consentono di recuperare l'inflazione. Cioè noi stiamo viaggiando con un'inflazione a 2 cifre e stiamo rinnovando contratti che non coprono l'inflazione reale che si è generata nel nostro paese, quindi le persone non riescono neanche ad arrivare a fine mese perché quegli stipendi non gli consentono di pagare l'affitto, non gli consentono di pagare le bollette e non gli consentono soprattutto di mandare i figli a scuola. I figli a scuola che quello è l'unico strumento che le famiglie anche nel passato hanno avuto per dare una prospettiva migliore ai figli rispetto a quella che hanno conosciuto loro, cioè il famoso ascensore sociale. Quindi facendo venir meno il famoso ascensore sociale non si dà l'opportunità a chi oggi ha meno disponibilità economiche magari di accedere all'università e quindi di diventare un libero professionista, oppure di avere anche competenze importanti da poter restituire nel lavoro. E quindi la CGIL anche da questo punto di vista vuole rimettere al centro i valori della nostra Carta Costituzionale, soprattutto l'articolo 3, dove è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ogni ordine e grado economico-sociale per garantire l'uguaglianza sostanziale. Quindi quell'uguaglianza sostanziale che nasce appunto da un intervento dello Stato rispetto ai diritti delle persone, a partire dal diritto al lavoro e dal diritto ad avere una retribuzione giusta. E vi faccio soltanto un esempio, quello che riguarda l'ultimo dei referendum, il quarto referendum sulla responsabilità in solido del committente per quanto riguarda il riconoscimento del danno differenziale ai lavoratori in caso di infortunio, di malattia professionale o di morti sul lavoro. Tu
Roberto, dicevi bene, 3 morti al giorno, cioè una questione di inciviltà del nostro paese, che oggi persone che vanno a lavorare perché devono lavorare necessariamente per vivere, non rientrano a casa perché muoiono sul lavoro, perché magari all'interno di una catena di appalto o di subappalto a cascata si sono disattese quelle norme perché il committente non ha vigilato adeguatamente, l'impresa ha voluto risparmiare su costi e quindi le persone si trovano magari privi di strumenti di protezione individuale, si trovano privi di un contesto di sicurezza e anche di valutazione di un rischio per non far capitare incidenti mortali e come abbiamo visto nel cantiere di Esselunga, nella centrale idroelettrica Suviana, ma in tanti altri casi dove si muore e quando ci sono anche gli interventi non si riconoscono le persone perché magari non hanno il permesso di soggiorno, non hanno il contratto di assunzione e quindi insomma quella deregolamentazione del sistema, soprattutto nelle catene d'appalto, ha prodotto quella che è la condizione diciamo di peggiore, che è quella che uno poi rischia di morire sul lavoro. Quindi Esatto. cosa vuol dire? Nell'ultimo referendum che noi stiamo proponendo, quello di inserire il famoso danno differenziale in capo al committente. Oggi già la committenza è responsabile quando le aziende in appalto non pagano retribuzioni e non pagano i contributi previdenziali. Noi vogliamo che anche quando un lavoratore è colpito da una malattia, da un infortunio, da un incidente mortale, da una malattia professionale, il committente ne risponde direttamente. Così sarà costretto a vigilare su quell'appalto, sarà costretto a fare dei bandi che devono rispettare non solo le norme su salute e sicurezza, ma tutti i diritti, compreso il fatto che attenzionando queste condizioni si avrà un servizio, un'infrastruttura maggiormente di qualità, perché anche questo è un tema. Quando i lavoratori in appalto stanno male perché non hanno diritti, tutto si riversa anche sul diritto del cittadino rispetto al diritto che è dato ad un sistema appaltato e quindi ha un doppio ritorno che è quello del cittadino che non può esigere quel diritto perché magari appunto quel servizio, quella prestazione, quell'infrastruttura non è correttamente supportata da un lavoro di qualità. Quindi per noi all'interno di tutta questa campagna referendaria c'è quella di mettere al centro i valori della nostra Costituzione che sono l'identità del nostro paese che deve essere diciamo misurato sulla partecipazione, quindi per questo stiamo chiedendo a tutte le persone, a tutti i cittadini, a tutte le cittadine di firmare questi quesiti referendari e sostenerli perché il lavoro sia centrale, un lavoro di qualità, è un lavoro che possa dare e restituire dignità alle persone, ma soprattutto che possa portare le persone a partecipare, a contribuire affinché il nostro paese abbia uno sviluppo sostenibile, abbia uno sviluppo che sia diciamo di qualità sotto tutti i punti di vista, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale. Oggi in una sfida che è importantissima, anche quello che traguarderà il futuro rispetto ai temi dell'ambiente, dell'innovazione, delle nuove tecnologie. I lavoratori, per esempio, nelle piattaforme, i lavoratori che poi entreranno all'interno del sistema con l'intelligenza artificiale, dove si anche lì ridurranno i livelli occupazionali se quelle forme di innovazione, di nuova tecnologia non verranno governate, non verranno gestite anche attraverso la contrattazione e il ruolo della politica che deve normare affinché non ci sia un disastro sociale nel nostro paese. Era esattamente quello che ti stavo per chiedere come ultima domanda, ma hai risposto anche a quello che ti stavo per chiedere. Infatti, noi abbiamo un modello di impresa, come dicevi tu, fondato su un districato sistema di appalti, subappalti, precarietà, bandi che prevedono un sistema perverso basato su tagli dei costi e dei tempi di lavoro, che non rispetta i diritti, che non rispetta le tutele dei lavoratori e che uccide
e che uccide costantemente. Io penso alla strage di Casteldaccia, dove hanno perso la vita 5 operai durante i lavori di manutenzione della rete fognaria, di cui uno è grave in ospedale, 3 giorni fa è stato trasferito in clinica. Insomma, da parte nostra va tutta la vicinanza alle famiglie di questi operai, e la nostra, e la nostra solidarietà. Penso che questo sia il punto più importante dei referendum proposti dalla CGIL, proprio per rendere il lavoro più sicuro nel sistema degli appalti, e per non consentire quel perverso fenomeno di un sistema degli appalti che rende la vita del lavoratore sempre più insicura e sempre più determinata da scelte sbagliate che uccidono, appunto. Sì. Bene. Sì, posso un'ultima cosa proprio per rafforzare anche quello che dici tu. La sicurezza è fondamentale, ma la sicurezza deve essere intesa a 360 gradi e i lavoratori devono avere pari dignità in tutto il territorio nazionale. Noi non possiamo pensare che l'autonomia differenziata e il premierato possano essere un percorso utile per il nostro paese. Quando ci si divide, quando un governo cerca di dividere, creando diseguaglianze, creando anche condizioni differenti tra le persone, c'è un rischio che prevale, che ci sia la contrapposizione degli uni nei confronti degli altri. Quindi noi dobbiamo anche qua, partendo da questi referendum della CGIL, che mi invito a sottoscrivere, a firmare, sia venendo nelle nostre sedi, ma anche online, ma noi dobbiamo contrastare quei provvedimenti di legge che questo governo sta portando avanti, come l'autonomia differenziata e il premierato, perché la democrazia, l'unità del nostro paese sono l'unico elemento che ci può permettere di poter costruire un futuro migliore per noi e per le future generazioni, soprattutto in periodo nel quale appunto c'è una crisi demografica e c'è una trasformazione in corso. Quindi grazie Roberto, ringrazio voi che ci avete ascoltato e ringrazio il Manifesto Sardo. Grazie a te Simona, grazie appunto a chi ci ha ascoltato. Ricordo che questo confronto, questo dialogo si potrà riascoltare in qualsiasi momento al termine della nostra diretta, si potrà rivedere sia sulle pagine social del Manifesto Sardo, quindi Instagram, Facebook, YouTube e anche Twitch. Rinnoviamo l'invito a sostenere questi referendum, rinnoviamo l'invito ad andare a firmare sia in presenza all'interno delle sedi della CGIL, nei banchetti, nelle piazze, nelle strade, e anche online. Grazie e a presto e buon lavoro. Buona serata, grazie. Buona serata a tutti.